Mister, l'attività giovanile scolastica oggi a Canicattì con questo torneo che si svolge qui presso la struttura con Diego Ficarra è un momento di confronto soprattutto. Sì, un momento di confronto, soprattutto un momento di aggregazione. Siamo molto contenti dell'invito da parte di Diego, avendo la sua scuola calcio, diciamo, molto diciamo, quotata. E noi da parte nostra abbiamo chiuso la nostra attività la settimana scorsa e chiuderemo definitivamente oggi con questo, diciamo, triangolare. E tutto sommato è stato un anno molto positivo per i nostri ragazzi, abbiamo vinto parecchi tornei e soprattutto però è stato molto importante come momento, diciamo, di aggregazione, come momento di crescita, perché abbiamo visto dall'inizio dell'anno che molti ragazzi hanno fatto parecchi passi avanti. Ecco, quanto è importante oggi metterci l'impegno di sempre per andare avanti nel calcio? Molti ragazzi magari prendono e sottovalutano quello che può essere un impegno anche a livello professionale. Sì, chiaramente non è più come una volta, diciamo, dove magari era la strada che ti formava, e qua è compito nostro, diciamo, agli istruttori dare magari determinate, diciamo, caratteristiche o determinate situazioni, diciamo, ai ragazzi, soluzione ai ragazzi. Chiaramente dall'altra parte bisogna essere molto importante, avere, diciamo, dei ragazzi che apprendono quello là che magari uno gli vuole spiegare, qualcuno che gli vuole fare recepire. Mister, è un anno denso di soddisfazioni, oggi questo torneo dedicato a Marcello Giavarini per continuare, diciamo, quello che è il vostro percorso di crescita dei ragazzi. Sì, grazie a Marcello Giovanni, l'ex presidente dell'Agra, ci sta dando la possibilità di fare questo triangolare. Ringraziamo a lui per il contributo che ci ha dato per far sì che questo torneo riesca bene. Poi è un patto importante fare questi mini tornei per un semplice motivo, che i ragazzi hanno la possibilità di divertirsi, stare insieme e di aggregare. Noi come istruttore ce la metteremo tutta per far sì che questi tornei diventino anche una realtà per il territorio. Quali sono le squadre che partecipano? Le squadre di partecipazione sono Juventus Academy Ficarra, Colle Verdi Catano Longo e Atletico Campobello di Sebbi Caizza. Marcello Giavarini ha voluto fortemente questo triangolare perché lui, come ha creduto nell'Agras, come ha creduto e crede, insomma, nel calcio siciliano, crede soprattutto nei giovani. Sì, questa manifestazione è stata organizzata da Marcello Giavarini, che ha dato un contributo a Diego Ficarra, che siamo amici da lunga data. Come si vede nei nostri numeri nell'Agras abbiamo puntato forte sui giovani e i numeri ci hanno dato ragione su questo. Denise, perché tu hai scelto il gioco del calcio? Perché è una passione e mi piace giocare, divertirmi. Attaccante. Sei un attaccante, hai fatto l'esperienza anche a Torino? Sei andata a Torino? No, però mi ha detto Diego che ci devo andare. Da quanto tempo tu fai calcio? 3 anni ora, però giocavo quando ero piccola, avevo 6 anni.